È sempre più visibile l'affetto dei fedeli e dei devoti verso Sant'Antonio a 10 giorni esatti dal 13 giugno, un affetto che si sente nei numerosi fedeli già presenti in città. È la ricorrenza e di conseguenza andiamo a dare un saluto. Di dove siete? Di Castelfranco vicino. Quindi venite tutti gli anni? Sì, sì. Per aiutare un po' tutti della famiglia. C'è un fratello che al momento non sta tanto bene, quindi siamo venuti qua a chiedere una grazia. Di dove siete? E della provincia di Udine. Mio papà era molto molto legato a Sant'Antonio, quindi sì, vengo qua per ricordarlo. Un santo che nonostante i 2 anni di pandemia non si è mai allontanato dalla sua gente. Le sue reliquie hanno sorvolato le terre venete nei luoghi simbolo del Covid sull'elicottero nel 2020. La reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute di Venezia, è stata trasportata lungo le vie d'acqua fino a Padova nel 2021. A portare Sant'Antonio nelle vostre case con un record di spettatori il lavoro del network Media Nord-Est in uno sforzo corale accanto alla comunità dei frati. Nell'anno del ritorno della solenne processione lungo le vie della città il 13 giugno, mercoledì scorso sono stati 2000 i pellegrini entrati nella cappella delle reliquie. Ieri fino a mezzogiorno erano già 1000. In Basilica continua anche la tredicina con il pellegrinaggio dei fedeli di varie diocesi italiane che domani alle 18 porterà l'arcivescovo metropolita di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, appena nominato presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Giorni di fede, giorni di pausa in questo ponte di giugno per scoprire tra le bellezze di Padova anche la cura di tesori artistici conservati in Basilica. Noi veniamo spesso al Santo perché siamo devoti, ma in realtà anche perché è una delle città più belle d'Italia. C'è poco da dire. E anche questa chiesa è particolarmente entusiasmante, sia per i credenti come siamo noi, ma anche penso per i non credenti. Per una vacanza e andiamo a vedere il santo. Di dove siete? Pavia, Voghera, Da quanto siete a Padova? da ieri. Siamo arrivati ieri, è molto bella. È una città inaspettata, bella, da tornare. Ascolti, ma il santo c'è anche un motivo di fede oppure è semplicemente per una questione culturale? Perché Una questione culturale, sicuramente una questione artistica e fa parte della nostra tradizione. La fede, poi chi lo sa.